Shark Racer. In questo video riprenderemo dall'ultimo giro in moto e proseguiremo con il nostro viaggio. Buona visione! Percorrenza lunga, curva adesso a destra. Cucito al cordolo, seguiamo questo furgoncino pagato DL 710 KR. No, poteva essere KTR, invece no. No, vabbè. Poi essendo comunque veneto non vi dico cosa leggo dal DL, ma va bene, se hai capito, diciamo, qualcuno può intuire. Mamma mia, minchia, quanta basenza che vuole con questi. Guarda che non si vede una minchia, col furgone proprio non si vede, che prende giù dalla carreggiata. Mamma mia, camioni ci sono, camioni. Noi che stiamo andando anche a una velocità comunque decente, non è che, però tocca d'easy per il ciclista. Vengono di qua e ti possono portare via tutto, a parte il specchietto che mi è già capitato con la macchina, tra l'altro, DL, proprio DL, per questa cosa. Madonna come ha tagliato quello, mamma che assassini che ti esistono, ma sei pazzo. Siamo a posto, bene bene. Questo è andare in modo tranquillo, che siamo a Gazzo Veronese, che è un fiorente paesino alla quale non è che ci sia chissà cosa, però insomma è un paese. Vedete, qui è terminato, ci sono giusto 4 case, un po' di verde, un po' di campi e via dicendo così. Però metti che non è male, cioè anche viverci sarebbe sicuramente bello tranquillo, bellino. Ora passiamo un po' di gente, anche il camione. Che accelerazione, madonna! Bellissimo! Sto respirando da Dio a questa velocità esatta così, ragazzi, vi giuro che è salutare al massimo, è come in montagna, Dio, quando c'hai l'aria fresca, pulita, cioè, anche se non lo è così tanto, però qua in mezzo ai campi anche sì in realtà, però nel senso, cioè, è proprio una velocità di crociera perfetta, si sta da Dio, cioè non c'è bisogno di chissà che, così, mi blocco così, tranquillo, posso anche gesticolare, andare con una mano sola senza problemi, si sta da Dio, c'è il sole, io con la visiera che ho appena messo comunque è perfetta, ripeto, e sto girando proprio da Dio, il motore è tutto perfetto, Zeus check out, check in ottimo,
l'ho lavato un attimo, gli ho dato proprio un'acquazzata sul momento, e devo anche un attimo parcheggiarla per fare un attimo un giro tour della moto esterno, girandoci intorno, per farvi vedere i cerchi oro quanto sono belli, che sono una cosa spettacolare. Però devo decidere il posto designato per fare questa cosa. Per adesso guido ragazzi, quindi vabbè, correre pazienza. Comunque mi sembra ancora che stia sempre registrando. Sì, perfetto, quindi il video comunque si sta facendo, contenuti per il mio canale, dove comunque ho fatto un diretto tranquillo con Zeus dopo così tanto tempo, cioè sono veramente fiero e felice di questo. Qui c'è un bellissimo manto, vedete che asfalto nero nuovo, bellissimo, infatti lo sento proprio solido, fatto bene. Ok, ora siamo a Susano in teoria, se non mi sbaglio. Qua è il dio praticamente giapponese, esatto. Susano è già finito, e quindi da Castellaria è tutto. Vabbè, c'è neanche tempo di raccontarvelo, di dirvelo, però vabbè, pazienza. Poi c'è Zeus indiavolato comunque che sta bene e gira benissimo, e stiamo proseguendo bene. Abbiamo preso delle altre autovetture, ma fra poco spero che loro cambieranno strada rispetto alla mia, perché io alla prossima rotonda devo girare a sinistra per andare verso Ardè, e quindi spero che loro invece proseguiranno dritte, così da discrociare i nostri percorsi, che è proprio un termine perfetto specifico, è discrociare i nostri discorsi e le nostre strade, perché non ho voglia di avere troppo traffico davanti. Questa Citroën tipo rossa, ma quasi, perché è un colore un po' blu, non è che mi piace granché, però è abbastanza pulita, devo dire, quindi bravo, che la pulisce abbastanza bene, ottimo. E adesso siamo arrivati a Casteldario, ragazzi, paesone della Madonna, che è proprio, cioè, fine del mondo, però meglio che ognuno stia a casa propria, cioè non veniteci troppo, mi raccomando, o se no, se ci venite dite che siete venuti perché l'ha detto Shark Racer, e mandatemi qualcosa dei soldi. No, ma io ti avevo detto che volevo che discrociavi le nostre strade, non che proseguivi. Ai, male, il rosso porta male, io lo so, è per quello che non mi è mai piaciuto, ho cambiato anche a Zeus subito appena ti ho portato a casa, cioè, claro che sì. Adesso saltone, facciamo un salto della Madonna, eccolo, tutto bene. Io adesso non so neanche io dove fare il contenuto, dove faccio vedere i cerchi, però vorrei fermarmi in un posto bellino dove poterlo fare poi un 360 della moto, che mentre ci sono sopra non è possibile, però cioè, posso scendere un attimo, farla vedere e poi ripartire, volendo. Tanto questione di poco, di pochi secondi, attimi sfuggenti di passione. Comunque sono proprio un poeta nato di cavolate, cioè sto dicendo un casino di roba così a piede libero proprio. Cosa succede? Cosa frenate? Giro delle due, sì? Bene. Saluti allora. Casteldario è finito e Zeus è un po' intervolato, ma andiamo cautamente per queste strade, che non si sa mai, non si può mai sapere. Aia! Oh! Mamma mia, che bucavola che ho preso, mi ha proprio quasi, no, non si può dire, mi ha fatto male i gioielli di famiglia, ecco come si dice,
non mi veniva il termine, ci ho messo giusto 10 secondi per capire cosa potevo dire. Scusate, no, è così. E che belli tutti sti alberazzi, cioè se ci fossero più zone così sarebbe bellissimo il pianeta. Comunque sto da Dio, come ripeto, sto andando molto bene, sono fiero di Zeus, fiero di me, fiero di tutto, di fare un bel giretto, ok? Ovviamente mi fermerò, cioè fermarmi qua non era male, vabbè, pazienza, io penso che mi fermerò più vicino verso Arbella. Adesso siamo a Sorga. Sorga è un paese che proprio lo passi senza neanche accorgerti. Qui allo stop si gira a sinistra per andare verso a Verona, Isole della Scala, insomma, Erbe. Invece a destra si va a Nogara, Bonferraro. Allora, se vi è piaciuto questo video e se volete vedere degli altri video simili sul canale, commentate oppure mettete un like. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao!